oggi, sulla base della legge del 1952, include anche Roma come comune parzialmente montano. Roma comune di montagna è per questo assegnatario dei relativi fondi. È emerso anche questo dalla realizzazione del libro bianco sulla montagna italiana presentato nella giornata di inaugurazione della 44esima edizione di Agrimont, la fiera dell'agricoltura di montagna a Longarone. Uno spaccato di un territorio che in Veneto lamenta numeri impietosi. La media è di 62 abitanti su una media nazionale di 195, con una presenza di 235 anziani su una media nazionale di 187. Pochi posti letto per la sanità, 0,16 su una media italiana di 3,91. Insomma, un territorio da sostenere e rilanciare attraverso 3 linee principali: aggregazione, diversificazione e innovazione, e questo grazie ai giovani. Ci sono tanti giovani interessati alla montagna, il numero dei giovani che guarda la montagna come luogo dove esprimersi professionalmente in diversi settori, anche in agricoltura, sta crescendo, e noi abbiamo il dovere come sistema pubblico e come contesto che deve lasciare ai giovani anche quote di ricchezza, di aiutarli a trovare la giusta via per poter realizzare i loro sogni, e molti dei quali vedono le montagne come contesto di vita. A questo va ad aggiungersi il bisogno di servizi e di promozione, e in questo senso si inseriscono strutture come la Fiera di Longarone, che si conferma riferimento per l'agricoltura e non solo di montagna. Oggi possiamo dire che Agrimont rappresenti la seconda fiera del Veneto, ma diciamo che siamo molto ambiziosi e quindi cerchiamo di aumentare anche questo livello.